Storia dei giardini, è un libro interessantissimo, perché i giardini, a parte il giardino dell'Eden, eccetera, e anche il giardino di Versailles, che è famoso in tutto il mondo, dobbiamo dire che anche l'Italia ha sempre dato un'importanza forte al giardino. Non abbiamo i grandi giardini, tipico quello che avviene in Francia ovviamente, o anche in certe zone dell'America. Però i nostri giardini hanno una storia, perché sono legati spesso a una piccola città o anche a una famiglia che ha creato all'interno di una città, nei tempi in cui il signorotto era importante, un giardino che si partiva dalla sua villa, ma si estendeva e dava i benefici a tutto l'intorno, a tutto il contado cosiddetto. Questo quindi storia dei giardini all'italiana è interessante, certamente è una storia che è limitata perché i grandi giardini nella storia, nelle realtà, sono in gran parte francesi.